Tra le cose, quando sono arrivato come presidente, è stata una delle prime cose che mi sono dovuto affrontare queste. E al tempo il comune di Chioggia non aveva i soldi, c'era ancora passata amministrazione, avevamo questo problema. Non preoccupava più di tanto perché c'erano ancora tutti i ricorsi in atto. Dopo alla fine il comune di Chioggia è riuscito a trovare la parte dei soldi, che sono 3 milioni e 8, mi sembra. Hanno trovato i soldi e siamo stati tranquilli. Il consorzio di bonifica non è che ha dormito, era proprio tranquillo perché il Buccino non ce l'aveva lui. Adesso il Buccino c'era il comune per gli espropri e secondo noi dobbiamo fare questo. Tutto questo, io prego. Ma prima è stato detto, no, 1999. Sì, appunto. Però diciamo, la preoccupazione del Cuneo Salino, della salita del Cuneo Salino, era di qualche anno prima. Infatti prima c'era stata una discussione tra le organizzazioni agricole e quindi anche i consorzi, e nel 99 è stato firmato un protocollo dove si affidava proprio al consorzio Adige Euganeo, Adige Bacchiglione al tempo, di essere capofila sulla progettazione, e c'erano diverse anche ipotesi, prima anche col Bacchiglione messi insieme alla foce, poi quella. L'avere detto sempre da parte di qualcuno il ponte ha sviato un po' la problematica vera, quella originale. Il problema era agricolo e per salvaguardare i 22.000 ettari. E quindi questo ha fatto perdere un po' di tempo. Tra l'altro, visto che c'è la stampa, ricordo che visto che Giorgio ha parlato, che sono stato anche consigliere comunale, no? Ed è stata l'amministrazione Romano Paggio nel 2009 credo di avviare concretamente poi la progettazione, però 2 anni prima, nel 2007, anche comparato, era consigliere comunale allora, ai noi, 3 milioni e mezzo erano già stati spostati dalle opere che dovevano essere eseguite in mercato per un protocollo d'intesa e nel mettere i soldi. Quindi la sommatoria, Ministero, ex magistrato alle acque, allora magistrato alle acque, comune e regione, 22 milioni. No? Quindi quella era un po' la cifra da mettere in campo. Allora, ricordo 2 anni, quindi il problema è agricolo, poi che ci sia il ponte, benissimo. 2 anni fa c'è stato, nel 2017, un anno siccitoso importante, risalita al Cuneo Salino, già allora anche il consorzio Delta Po, quindi quello che adesso ha la progettazione per il nuovo ponte tra Rosolina e Sant'Anna, il presidente Tugnolo e l'ingegner Mantovani, sono intervenuti in maniera molto massiccia a evidenziare le problematiche di crisi idrica sul territorio. Allora io mandai una lettera proprio al Presidente, 3 luglio 2017, per dire, ma mi pare che vi sia qualcosa di lentezza, attenzione però, perché a livello regionale si parlava di una grande progettazione, no? Con quasi 120, 130, 200, 300 milioni per la salvaguardia idrica del territorio veneto. Qua ho detto, i soldi ci sono, perché c'erano, no? Perché non si fa quest'opera? Ho fatto 2 comunicati stampa, i giornali l'hanno scritto, luglio e agosto, ed è stata fatta una commissione consigliare. Non si è nato niente se non la polemica del fatto che chi aveva spronato perché ci fosse non si sta neanche invitato, e neanche l'assessora all'agricoltura Patrizia Trappella allora. Ricordo questo perché il comune di Chioggia era ben conscio, perché io avevo coinvolto l'assessore Trappella e anche la consigliera regionale di 5 Stelle, la Erika Baldini, su questi fatti. E negli uffici del mercato sono venuti più di una volta a parlare e a dire, io gli dicevo dovete agire perché
2 anni prima del 2017, nel 2015, Giuseppe Casson, allora sindaco, mi aveva coinvolto, per questo mi sento anche doppiamente coinvolto, oltre ad essere ortolano anche, perché Giuseppe Casson mi aveva coinvolto perché c'era il pericolo di perdere i soldi. Ha detto, mi puoi dare una mano? Conosci qualcuno a Roma? McFruit 2017, a Diego De Gao mi ha dato una fotografia dove eravamo insieme con il sottosegretario Oliviero, dove abbiamo parlato di, quindi, niente colori politici, il problema è oggettivo, si sono sentiti e poi alla fine questi soldi sono rimasti a disposizione. 2015, 2017 lanciato l'allarme, 2019 il Presidente dice siamo molto a rischio. Cosa doveva fare l'amministrazione comunale? Gli espropri? Bisognerebbe capire, faccio io una domanda per i giornalisti, che tipo di espropri sono interessati, perché alla fine io potrei fare anche una provocazione. Se il tutto è iniziato per salvaguardare i 22.000 ettari dell'area agricola che va fino ai colli, no? Che si faccia lo sbarramento. Cioè, se non ci sono, ci sono ritardi per fare questo benedetto ponte che serve per il turismo, che almeno si avvii il processo di sbarramento. Cioè, i soldi del Ministero non sono i soldi del Ministero delle Infrastrutture, come quelli destinati oggi al Delta Po, al consorzio di bonifica, ma questi sono soldi dell'agricoltura, del Ministero dell'Agricoltura. Quindi lo sbarramento deve essere fatto, a prescindere. Poi io credo, butto là come ipotesi, tolgo il credo, posso ipotizzare che ci sono delle responsabilità, perché qua può essere politica e non voglio entrare nel merito, ma può essere anche tecnica degli uffici. Se uno sa e ci sono dei protocolli d'intesa o conferenze come le avete fatte a fine 2018 con l'impegno anche prima del 2018 che gli espropri vengano conclusi a metà aprile-maggio del 2019, marzo-aprile del 2019, la domanda è chiedere al dirigente dei lavori pubblici perché questi espropri non sono stati. Questo è il problema all'interno della politica, il rapporto dell'amministrazione, giustamente. Dopo il rapporto è che il dirigente dirà non ho avuto input dalla politica, quindi siccome io non voglio parlare di politica. Senza l'oste.